paura, una politica che solo fa carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione ma è col torto, un Dio che è morto, nei campi di sterminio Dio è morto, coi miti della razza Dio è morto, con gli odi di partito Dio è morto. Io penso I'm back! I'm back! I'm back! I'm back! I'm back! Get up off of that thing and dance to you feel better. Get up off of that thing and dance to you. Sing it now. Get up off of that thing and dance to you feel better. Get up off of that thing. Try to release that pressure. Get up off of that thing and shake till you feel better. Get up off of that thing and shake. Say it now. Get up off of that thing and shake till you feel better. Get up off of that thing. Try to release that pressure. Get up, up. Ha. Good God. So good. Ha. Everybody ready? Follow me. Get up off of that thing and shake till you feel better. Get up off. Antonino, a te la linea. Caro Simone, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1062 di oggi, mercoledì 22 di ottobre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per assisterci e per sentire questa radio un po' più vostra, ma soprattutto troverete niente poco di meno che un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole e molto altro ancora. Ma adesso, signore e signori, vi diamo come sempre le coordinate. Intanto diamo il buon lavoro al nostro Simone in plancia comando che ci permette di arrivare alle vostre orecchie e ai vostri occhi. Avete ascoltato il disco iniziale, James Brown, Get Up Off That Thing, 1976. Ogni tanto lo sapete, con i rinvii lunghi io mi impunto tra terza e quarta, e gran pezzo, ahimè spesso associato, eccetto la qualunque, però è un pezzo che ha la sua cazzina, dai, c'è il suo tiro. Le nostre coordinate 340 670 9659 oppure il telefono 029294 7222 quando lo dirò io. Stasera abbiamo due interessanti colloqui, un faccia a faccia con Carmelo Ferraro, presidente del comitato civico M'impegno a Milano, con cui abbiamo parlato anche dell'Ambrogino d'Oro e del rifiuto che è stato fatto da due componenti della Sumud Flottiglia, ma anche delle iniziative civiche, soprattutto delle iniziative di beneficenza del comitato M'impegno, tra cui un bellissimo concerto soul gospel che si terrà il 25 di ottobre alle ore 18:30. Con 20 euro vi assicurate il biglietto, ma soprattutto assicurate all'asilo Mariuccia di portare avanti un progetto di recupero dei minori difficili. E poi dopo torna Maurizio Bolognetti. Maurizio Bolognetti, lo sapete, ha condotto una battaglia per la libertà di informazione, una battaglia che, lo possiamo anche dire, ha messo abbastanza in discussione la sua stessa salute per il lungo sciopero della fame e della sete che ha fatto, e insomma tiriamo un poco le somme questa sera in questo
colloquio. Tra poco noi dovremmo entrare in comunicazione col senatore Marco Dreosto per il Qui Parlamento e naturalmente sentiremo le sue considerazioni su quanto la Premier Meloni ha riferito oggi al Senato. E allora, Simone, se sei pronto, andiamo con la sigla di Qui Parlamento. Qui Parlamento. Senatore Dreosto. Qui Parlamento. Senatore Dreosto, buonasera e ben trovato. Buonasera, grazie dell'invito e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie a lei del suo tempo e della sua presenza. Allora, senatore, queste comunicazioni della Premier, come le ha trovate? Ma guardi, devo essere estremamente onesto. Oggi la Premier è venuta in aula con la solita straordinaria lucidità, presentando quelli che sono gli obiettivi che si appresta a portare in Europa, che, guardi, non sono esclusivamente obiettivi della Premier in quanto tale, ma evidentemente sono gli obiettivi che questo governo e questa maggioranza, in cui la Lega evidentemente, grazie anche al lavoro importante che sta facendo in questo momento storico il ministro Giorgetti, veramente ci ha messo tanto. Siamo rimasti particolarmente colpiti perché molte delle proposte che la Premier Meloni andrà a discutere in seno al Consiglio sono proposte ed iniziative fortemente volute dalla Lega. Mi riferisco ad esempio a quel nuovo progetto, quel protocollo che è stato sottoscritto da numerosi stati e sindicazioni proprio dell'Italia, che vuole in qualche maniera andare a rivedere quelle che sono le norme, le direttive troppo sofisticate, inutilizzate, diciamo le leggi che sostanzialmente oggi sono lì in Europa, che condizionano fortemente le attività anche del nostro paese, ma di fatto sono inutili o sono dannose. Questo per esempio, quello di rivedere la posizione dell'Europa, che sappiamo essere particolarmente intransigente proprio nei confronti delle nostre aziende, delle nostre imprese. E guardi, io oggi nel mio intervento ho voluto proprio sottolineare come sia necessario e indispensabile che noi rivendichiamo un ruolo primario all'interno dell'Unione Europea, non solo perché l'Italia se l'è acquisito nell'ultimo periodo grazie alla propria stabilità, grazie all'efficienza del governo, ma anche perché siamo degli stati fondatori, anche perché siamo uno degli stati più importanti, e quindi dobbiamo rivendicare questo primariato, dobbiamo rivendicare questa possibilità di dire la nostra e soprattutto di portare a casa dei risultati che purtroppo ancora non si vedono a livello europeo. Noi chiediamo per esempio una netta inversione ad U rispetto a quello che è stato il Green Deal, che voglio ricordare ha messo in difficoltà cittadini, imprese e imprenditori del nostro paese, e in questo senso è necessario evidentemente che si rivedano tante di quelle che sono le politiche ancora in atto, sebbene qualche segnale sia stato dato, non è sufficiente a dare risposte concrete ai cittadini, alle imprese e poi di conseguenza ai lavoratori, e noi lo riteniamo assolutamente fondamentale e indispensabile, soprattutto per il futuro che ci aspetta. Ripeto, quello della Meloni è stato un intervento propositivo, in cui si è parlato anche di quelli che sono i posizionamenti del nostro paese, per esempio sulla politica estera, su quello che noi assolutamente contestiamo, quindi il fatto che non ci debba essere una difesa comune. Noi vogliamo che le nostre risorse per la difesa siano utilizzate per la difesa interna. Abbiamo grossi problemi con la sicurezza dei nostri cittadini, con le persone che non possono uscire di casa, le nostre figlie che sono continuamente assillate anche da ansie, proprio perché ci sono tantissimi malviventi sul territorio, le stazioni che sono occupate, i Maranza che girano dappertutto. Serve un'azione intransigente, e guardi, io l'ho chiesto espressamente a Giorgia Meloni, ho detto tutti quanti assieme dovremmo avere quel coraggio che è stato dimostrato da Matteo Salvini con i decreti sicurezza, con quelle sue iniziative che purtroppo lui, per difendere non solo i confini ma quelli che erano gli interessi nazionali, oggi è di nuovo a processo, rischiando addirittura la galera. E allora tutti assieme riprendiamoci quella responsabilità, perché le risposte le dobbiamo ai nostri cittadini, ai nostri figli, alle nostre imprese. Questo mi sembra molto chiaro e sono pienamente d'accordo con lei. Senta, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Ma guardi, noi ci apprestiamo, oggi è arrivata la bozza della legge di bilancio bollinata dalla Ragioneria. Sì.
è un documento che anche quest'anno sarà estremamente importante. Io faccio parte della Commissione Bilancio e quindi fin da domani mattina ci metteremo ad analizzare seriamente questo documento che è pervenuto con tutti gli allegati, al fine di approfondire quelle che sono le iniziative che ha posto in essere il governo, il ministro Giorgetti in particolare, ma anche gli altri ministri, ma poi anche per vedere come eventualmente integrarlo con ulteriori implementazioni che possono dare, come diciamo, sempre risposte concrete ai territori. Lo sappiamo che la Lega è un partito di territorio, un partito vicino ai cittadini, noi dobbiamo essere efficaci ed efficienti a dare risposte. Questa è una manovra che supera i 18 miliardi di euro, lo ricordiamo sempre che non sono pochi, perché sono tutti investimenti per questo paese. Quindi qui non andiamo a ripianare spesa pubblica, perché fortunatamente i rating internazionali, il bilancio dello Stato, l'indebitamento sono in netto miglioramento, sono soldi in investimenti. Adesso si tratta di capire se, utilizzando queste risorse nei principi che sono stati dati dal ministro Giorgetti e dai ministeri, si possa in qualche maniera ulteriormente inserirsi nel contesto generale per tirare fuori delle sfumature che però siano sfumature importanti di territorio. Questo è un lavoro, guardi, che da domani mattina ci impegnerà praticamente per il prossimo mese e mezzo. Molto bene. Allora, senatore, io la ringrazio come sempre della sua cortesia e insomma, buon lavoro e a presto. Grazie a voi davvero, un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie dell'invito. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. Oh, when the saints go marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Go ahead, Brother Holmes. Now when the saints go marching in, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie a te, caro Simone. Avete ascoltato l'immenso Satchmo, Louis Armstrong, direttamente da un bellissimo disco di C'era l'H del 1938, un 78 giri, When the Saints Go Marching In,
quando i santi vanno avanti in paradiso, when the saints go marching in, I wanna be in that number, voglio farne parte anch'io di quel gruppo di gitanti diretti al paradiso, e direi, credo questa sia l'aspirazione di tutti quanti. Le 18, 32 minuti, 27 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1062 di Zoom, ma nel frattempo diamo anche un'occhiatina alle agenzie, alle ultime notizie. Da questo momento il telefono è aperto, 029294 7222, perché abbiamo qualche minuto prima di mandare in onda il faccia a faccia con l'avvocato Carmelo Ferraro, presidente appunto di M'impegno, questo comitato civico molto attivo in quel di Milano. Andiamo a vedere allora l'ANSA di questa sera, in particolare cosa c'è nell'apertura. Eccoci qui. Preso l'ex marito della donna accoltellata stamani a Milano, questa è una breaking news perché è avvenuta poco fa, adesso la leggiamo subito in modo tale che così vi diamo l'aggiornamento. Un momento, perché abbiamo bisogno che naturalmente questo apparecchio riesca a darci la notizia. Sì, ci darà la notizia, eccolo qui. Momentino che ci arriviamo. Preso l'ex marito della donna accoltellata stamani a Milano, quindi l'ennesimo caso di violenza su una donna. No, mi dice errore caricamento pagina. ANSA, cosa fai? Cosa fai? Mi attiri, mi illudi e poi sedotto e abbandonato, c'è niente da fare. Va bene, adesso però recuperiamo. Vediamo un po' che altro abbiamo come notizie in prima pagina. Eccoci qui. Andiamo a vedere la DN Kronos. Sinner, Altmaier, l'azzurro esordisce a Vienna. Milano, donna accoltellata a volto e collo e gravissima, fermato l'ex marito. Eccoci qua, è successo stamattina in via Grassini nel quartiere di Bruzzano, la 62enne sottoposta a un intervento. Praticamente cosa è accaduto? Questa donna di 62 anni, Luciana Ronchi, è stata accoltellata al viso e al collo questa mattina, poco prima delle 10, sotto casa in via Grassini a Bruzzano, nell'Interland di Milano. La donna lotta ora tra la vita e la morte. Fermato l'ex marito, Luigi Morcaldi, di 64 anni, rintracciata al Parco Nord, accusato del tentato omicidio. L'uomo, in passato gestore di un bar e ora disoccupato, sarebbe stato visto scendere da un grosso scooter con un casco per nascondere il volto e con un coltello che non è stato ancora trovato. La donna sarebbe stata colpita sotto casa pochi istanti prima del passaggio di una pattuglia della polizia locale, che poi è intervenuta. È stato un agguato, secondo gli inquirenti. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è arrivata in arresto cardiaco all'ospedale Niguarda. Rianimata, è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravissime. Sarebbe stata accoltellata a volto, collo, dove sono stati inferti i colpi più profondi, addome, torace. La donna e l'ex marito si erano separati 3 anni fa. Sì, le linee sono aperte, Simone. E i dissidi tra i due, trapela da ambienti investigativi, erano legati a motivi economici. La 62enne non ha mai sporto denuncia, secondo quanto emerge in procura, ma nel 2022 le forze dell'ordine erano intervenute a casa Ronchi per una lite in famiglia. 3 anni fa la coppia, appunto, si stava separando, quindi sarebbe una lite motivata dai soldi. Abbiamo poi, sempre sull'ADN Kronos, siamo pronti a riconoscere la Palestina, dice la Meloni, siamo pronti a riconoscere la Palestina con Hamas disarmato. Sull'UE la storia ci ha dato ragione. Tragedia a Salakta, naufragio al largo della Tunisia, morti 40 migranti, anche neonati tra le vittime. La manovra 2026, ok, dalla ragioneria, cambia la norma sugli affitti brevi, ecco le misure. Poi abbiamo la brava Marta Bassino, questa brava sciatrice che, ahimè, si è infortunata, si è fratturata la tibia in allenamento. Un abbraccio, che possa recuperare la piena salute al più presto. Barbara Berlusconi, la sentenza, intervista esclusiva all'ADN Kronos, la sentenza della Cassazione su mio padre chiude un'epoca, ma l'amarezza rimane. La figlia del CAV, dopo la decisione, accuse infamanti contro quello che era chiamato sua emittenza, signore e signori.
Si conclude quindi la vicenda giudiziaria perché sapete che la Cassazione ha deciso che sono da escludere legami tra Cosa Nostra, Berlusconi e Dell'Utri. C'è gente che ci ha campato per anni con questa storia dandogli del mafioso. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Buonasera signor Tonino, Lisetta. Ben Allora, trovata. io dico, ho chiamato per un altro femminicidio. E allora, secondo me, non si combattono con le panchine rosse, signor Tonino. Allora, qualche anno fa mi sembra che la parlamentare Boldrini, a beneficio delle telecamere, gridava «Ora basta femminicidi». Da allora, signor Tonino, sono raddoppiati, secondo me. Come pensava di fermarli? Forse dipingendo le panchine di rosso o mettendo scarpe da donna rosse sulle scalinate o ancora con le fiaccolate serali? Con tutto, dico io, il rispetto per tali iniziative, per carità. Nessuna di queste eviterà mai, secondo me, un femminicidio e questo fenomeno non si estirperà mai. Si può solo tentare di ridurli, signor Tonini, cominciando ad insegnare ai nostri ragazzi, sin dalla tenera età, il rispetto per il prossimo, il rispetto per la vita altrui, cercando di eliminare il bullismo, secondo me, la violenza fisica e verbale in tutti i settori della nostra società. E quando una persona compie tali atti, ci vorrebbero le pene esemplari e certezza della pena. Basta falso buonismo, non viviamo più in un mondo del poggi l'altra guancia, se lo fai ti prendi il secondo schiaffo. Se si farà tutto questo, signor Tonino, forse, ripeto 2 volte, le prossime generazioni vedranno meno femminicidi. Tutto qua, io lo saluto e buona serata. Allora, lei dice come sempre delle cose sagge, signora Lisetta. Perché? Perché chiaramente sì, certo, non risolvi una piaga come quella del femminicidio solo con le panchine rosse o le scarpe. È chiaro che aiutano a sensibilizzare sulla cosa, ma non sono risolutive. Certamente il fatto che uno come Turetta potrà uscire a 48 anni dal carcere ed eventualmente anche un po' prima con la liberazione anticipata, diciamo che mentre invece Giulia Cecchettin continuerà a essere all'altro mondo, questo non lo so, capisco la necessità di rieducare, ma certi reati per la loro natura non credo permettano una rieducazione del condannato. Detto ciò, è pur sempre il fatto che, sì, appunto, ogni uomo è figlio di una donna. Lei diceva la retorica del porgi l'altra guancia, ma vede, Andreotti diceva una cosa molto chiara, che il Signore di guance ce ne ha date solo 2. Veda un po' lei. Va bene, adesso andiamo a conoscere invece che cosa succede in città, segnatamente a Milano. Milano che non è solo la città dei grattacieli, che non è solo la città del benessere, ma è anche la città della solidarietà e dell'aiuto verso gli ultimi. Ne ho parlato con l'avvocato Carmelo Ferraro, l'occasione è questo bel concerto gospel il 25 di ottobre alle ore 18:30 alla chiesa di Sant'Angelo qui a Milano, in piazza Sant'Angelo, l'ex convento dei francescani. Beh, state a sentire che cosa ci siamo detti. Simone, vai pure. E allora il mio ospite di questa sera è l'avvocato Carmelo Ferraro, che voglio ringraziare come sempre per la sua cortesia e disponibilità. Lui è direttore dell'Ordine degli Avvocati di Milano, ma non è qui in questa veste, è in veste invece di presidente del comitato civico M'impegno, che da anni in maniera più che lodevole fa attività in questa città e dimostra che esiste una città del bene, una città tra l'altro capace di aprirsi, capace di includere tutti i suoi cittadini. Per esempio, mi riferisco a questo evento che si è tenuto il 6 di ottobre scorso in collaborazione con il Rotary Club di Milano Precotto San Michele e con altre realtà che adesso ci dirà direttamente l'avvocato Ferraro. Ecco, medicina occidentale, medicina tradizionale cinese, confronto e integrazione culturale, che sembra una cosa lontana da Milano, ma vogliamo ricordarvi che la comunità cinese in Paolo Sarpi
è a Milano da un secolo, per cui non è una cosa successa da poco, è un rapporto in realtà di lungo tempo. Com'è andata? Sì, allora, intanto buonasera a tutti quanti e chiaramente a Antonino per la sua sempre attenzione a tutto, alla realtà più viva, diciamo. L'evento che abbiamo fatto qualche giorno fa, fra l'altro all'ospedale militare di Milano, quindi anche un luogo molto simbolico, molto importante, molto anche istituzionale. Intanto devo dire che ha avuto un successo pazzesco perché c'erano in presenza circa 230 persone, fra italiani e cinesi e rappresentanti tanti delle istituzioni. Questo testimoniare dell'interesse del tema e anche dei soggetti che l'hanno promosso. I soggetti siamo appunto noi, Mi Impegno, e l'abbiamo fatto insieme proprio delle associazioni di medici cinesi. E anche questa è una novità, infatti la cosa curiosa è riuscire a mettere al tavolo insieme medici italiani, medici cinesi, rappresentanti degli ordini, delle professioni forensi, parlamentari, militari, altri rappresentanti di associazioni. Devo dire che è stata una cosa abbastanza clamorosa. Qualcuno ha detto solo Mi Impegno poteva riuscire a fare questo e riuscire a fare dialogare su un tema certamente importante, qual è la sanità, la cura della persona, ma obiettivamente che viene affrontato in maniera molto diversa in Occidente da quanto venga affrontato in Cina. Esattamente. La cosa Prego. significativa è che noi, andando alle radici culturali dei due sistemi, diciamo, vediamo che poi le differenze in realtà si assottigliano, perché comunque c'è a cuore l'interesse della persona, la cura. Certo, partono da filosofie diverse e utilizzano strumenti diversi, e noi quello che stiamo cercando è di contaminare le due, cioè di dire c'è molto di buono nell'una, ma c'è molto di buono anche nell'altra, e ci possono essere dei punti di incontro. Uno, quello più facile, diciamo, è l'agopuntura, che è l'unica riconosciuta in Italia, ma sicuramente c'è altro, e quindi stiamo lavorando per questo, anche con proposte normative a livello regionale o a livello nazionale. Ecco, per esempio, che contributo potrebbe arrivare dunque dalla saggezza, dalla cultura, dalla scienza cinese, diciamo pure? Beh, sai, loro allora, sono tante le cose, è anche lungo di dover descriverle, però loro hanno proprio il concetto della prevenzione, e che tu devi guardare dentro la persona e trovi dentro per cercare le energie che possono prevenire delle malattie o dei malanni o delle situazioni che ti portano a delle fragilità. E questo è sicuramente un tema sul quale loro sono più avanti. A questo punto, insomma, direi che abbiamo, come si è detto, molto da imparare anche dai nostri amici cinesi. Tra l'altro, mi permetto di fare una piccola osservazione sulla comunità cinese a Milano. È una comunità che raramente si fa sentire, diciamo, a livello politico, però è una comunità che silenziosamente opera molto qua in città. Alla fine, dopo un secolo, possiamo dire che si è integrata bene, o no? Assolutamente sì, cioè è integrata, lavora, produce per la città in svariati campi, dalla ristorazione o il manufatturiero, ma tanto altro, e quindi è città nella città, quindi tant'è che c'è Mi Impegno Cina, ecco, quindi questa è una novità, ma è il risultato, cioè di un'integrazione che c'è ormai con la comunità cinese da diverso tempo, che diversi che collaborano appunto con noi, e quindi ormai fanno parte anche loro, diciamo, della nostra grande comunità. E questo è molto interessante. A proposito di Mi Impegno, ma a fine settembre avete avuto anche questo incontro dove va l'Italia Giovani Lavoro e Pensioni. Ne avevamo parlato, diciamo, presentando l'iniziativa. Ecco, adesso la domanda è: dove va quest'Italia? Che foto
che foto si è sviluppata davanti ai vostri occhi? Sì, allora questo è stato un incontro promosso sempre da diverse associazioni con il presidente dell'INPS e con la rettrice della Bicocca, quindi due punti di vista molto forti, autorevoli sul mondo del lavoro, delle pensioni, dei giovani, dove va l'Italia. È sicuramente un'Italia in mezzo a tante complicazioni, ma sono complicazioni, devo dire, mondiali, non peculiari italiane. E dove va in Italia, lì più che altro si è cercato di capire dove vogliamo portare l'Italia, perché protagonisti istituzionali che provano a tirarsi su le maniche e dire vabbè, ma dobbiamo puntare sui nostri giovani, quindi lato formazione, dobbiamo aiutare a dare tutti gli strumenti possibili affinché possano studiare, formarsi, aggiornarsi, e poi assicurare che le pensioni ci siano. Il Presidente ci ha assicurato che il sistema pensionistico resiste e anzi sta puntando molto sul tema dell'innovazione dei giovani. Dopodiché le associazioni tutte quante hanno detto ognuna di noi vuole fare la prima parte, spingendo un po' a destra, un po' a sinistra, però è giusto che sia così, perché come mi impegno dice noi siamo insieme responsabili, così anche gli altri dicono l'Italia è fatta dai cittadini e dagli italiani che vogliono appunto mettersi insieme a costruire. Questo è poco ma sicuro. Vedo che tra l'altro avete fatto anche cultura, vedo le operette morali di Giacomo Leopardi, ovvero Il solo desiderio e la felicità al Teatro Franco Parenti il 9 di ottobre, e poi quest'altra pièce, C'è bisogno d'amore, il 18 e 19 ottobre con Stefano Zecchi e Sabina Negri. Questa è una riflessione proprio sempre al Teatro Parenti sulla necessità di essere amati, di amare, e addirittura avete fatto anche questa chiacchierata con gli artisti nel foyer. Che impressione ne avete ricavato? No, è stato bello, ma non solo nel foyer, ma anche proprio a teatro, perché a un certo punto c'è la conduttrice Sabina Negri, ma ha chiamato me e qualcun altro a dialogare con Zecchi e con lei, in maniera anche artistica, perché c'erano dei musicisti, per cui c'era anche molto vivace, devo dire, sul tema C'è bisogno d'amore. E io ho ricordato che in fondo l'impegno, cioè il nostro impegno nasce come risposta a questo, cioè al desiderio di amore che noi abbiamo, che abbiamo tutti nel cuore, come il desiderio di felicità, il desiderio di bellezza. Poi che venga articolato o non articolato, questo è diverso. E qui c'è bisogno d'amore per la vita, per la comunità, per le persone, e noi abbiamo tentato di dare una risposta costruendo insieme appunto un impegno, cioè un luogo che mette a fattor comune il dialogo, il confronto, anche la cultura. E quello che ne abbiamo ricavato è che bisogna scegliere se stare dalla parte, diciamo, dei cosiddetti nichilisti, cioè di chi dicono tanto tutto scorre, tanto non succede niente, tanto tutto succederà quello che deve succedere e io non c'entro niente, ma questo vale per tutto, vale per la politica, l'impegno vale anche per l'amore, e di chi invece dice no, non è vero, cioè il mio bisogno d'amore io devo realizzarlo, quindi devo poter incontrare le persone giuste, poter essere io parte di questi cambiamenti. E questo dialogo, devo dire, molto serrato con Stefano Zecchi è stato carino, cioè ha proprio messo in mostra che c'è veramente tanta bellezza che possiamo riscoprire. Questa domanda, sì, prego. Come hai detto te, perché ci sono stati anche altri eventi culturali, ma anche questo è un modo anche di riscoprirsi, cioè di capire che la cultura, che è fatta di teatro, di musica, di musei, sono luce, per come dire, luce per l'anima, e che danno quel senso di libertà che magari uno è un po' costretto quando fa altre cose. Invece se uno di fronte a un'opera d'arte, di fronte alla riscoperta della bellezza, può un po' riaprire un po' gli occhi e anche il cuore. Avvocato, oggi è il 22 di ottobre, manca poco al 7 di dicembre, giornata nella quale, come tutti sanno, Milano vive il suo Natale ambrosiano, vive la prima della Scala, ma è anche periodo di assegnazione di benemerenze, tra cui il famoso Ambrogino d'Oro. M'impegno ha lodevolmente conquistato questa più che onorevole
e più che gradita e rispettabile onorificenza. Ecco, c'è stata una polemica nei giorni scorsi su questa idea di dare l'Ambrogino d'Oro alla flottiglia. La flottiglia, 2 di questi componenti hanno risposto no, non lo vogliamo, e già questo io lo trovo a metà tra l'insulto e il momento imbarazzante. Addirittura l'avvocato Bernardini De Pace ha scritto una polemicissima lettera aperta al sindaco Sala, dicendo: se date il premio a questi signori io salgo sul palco e vi rimetto il mio di Ambrogino. Allora, io non le chiedo naturalmente di dirmi se sia giusto o sbagliato o cose di questo genere. Le chiedo un'altra cosa: ma che significato ha l'Ambrogino? Cioè, per che cosa si dovrebbe dare? Molto di questa domanda, perché è una domanda bellissima, perché l'Ambrogino l'abbiamo considerato, cioè noi abbiamo fatto quello che ho detto prima, no? Cioè fai tutto per il amore che hai, e perché tu sei riconoscente, perché tu c'hai dentro un senso di gratitudine alla vita, e quindi restituisci. Noi abbiamo restituito alla città. L'Ambrogino cos'è stato per noi? Un segno della gratitudine della città nei confronti, cioè di dire la città, che è rappresentata dal Consiglio Comunale, perché l'Ambrogino viene assegnato dal Consiglio Comunale nella sua interezza, dà a dei cittadini, a delle associazioni, tanti motivi ovviamente, ma io mi auguro che sempre dietro ci sia la gratitudine di dire: tu hai fatto qualche cosa per la nostra città, ti sei messo in gioco personalmente o a gruppi o come associazioni o come ente, tu hai dato alla città per permettere di essere più umana, più viva, e quindi ti diamo. Questo è lo spirito dell'Ambrogino, che quindi non può essere coperto da nessuna polemica, né da una parte né dall'altra, né chi dice io restituisco e chi dice no, io non l'accetto. Cioè, questo è un discorso inaccettabile. Cioè, questo è qualcuno che dice ti riconosciamo, e tu, se io ti riconosco, tu devi essere grato che il Comune di Milano, nelle persone che sono deputate a farlo, ovviamente, di cui non posso discutere, ti assegnano questo. Sei grato di questo e ne sei ovviamente ampiamente orgoglioso, e questa è una di quelle cose che rimane per tutta la vita, ovviamente. Questo è poco ma sicuro. Ecco, lo dessero a me, io salirei i gradini del palco in ginocchio per ringraziare, per cui anche solo dire no, lo rifiuto, lo trovo veramente offensivo verso una città, oltre che irrispettoso proprio della natura stessa del premio. Il 2025 sta arrivando alla fine. Com'è stato quest'anno per questa città? A me sembra abbastanza provata. Sì, purtroppo sì, è stata provata, attraversata da fiumi di polemiche, non dico inutili, ma sicuramente fastidiose, e che mettono un po' all'oscuro quello che sono la tanta progettualità e tanta bellezza che c'è in questa città. Io, come ho sempre detto, la città vive sulle spalle dei cittadini, cioè dei milanesi, indipendentemente anche dalle amministrazioni, è sempre cresciuta e si è sviluppata in tal senso. Non hanno fatto bene le polemiche, le indagini, quello che è uscito in questi mesi e soprattutto questi ultimi. Fra l'altro dentro un contesto già generale complicato, mondiale, noi ci facciamo del male con queste cose, non è certo bello, perché poi se parliamo di viabilità, di casa, di edilizia, cioè sono anche temi che riguardano tutti i cittadini, cioè e quindi che per motivi o burocratici o giudiziari o di qualcos'altro la città si blocchi è veramente molto molto triste. Io spero che tutti quanti si rimettono un po' la mano sul cuore, che bisogna ripartire, perché non è che i funzionari del Comune di Milano non possono più fermare niente, la politica ha paura, cioè tutto questo fa molto male alla città. È una città che comunque ha passato un anno comunque positivo, però segnato da queste ferite, che mi auguro che presto si rimargino e si ricominci. Questo è un augurio che naturalmente facciamo nostro, perché Milan è sempre un gran Milan. Milano continua a essere una grande città, grande proprio nello spirito, nel pensare, nel lavorare, nel progettare. È un posto dove è bello fare le cose, perché poi vedi che si avverano e diventano cose importanti. A maggior ragione
Mi piace sottolineare una nota lieta. Il 25 di ottobre alle 18:30 alla chiesa di Sant'Angelo, in piazza Sant'Angelo 2 a Milano, Lions International, M'impegno e sia il Lion Club Luino e quello di Milano, Legalità e Società Civile, insomma, saranno i graditi anfitrioni di questo concerto gospel del Rejoice Gospel Choir e Gianluca Sambataro. Il ricavato andrà al progetto Un Porto Nuovo della Fondazione Asilo Mariuccia per le cucine dei laboratori di educazione al lavoro contro il disagio giovanile. Prezzo del biglietto 20 euro, quindi soldi che vanno in un progetto, direi, di ampio respiro, perché combattere il disagio giovanile e far crescere quelli che saranno un giorno, si spera, degli adulti in gamba è probabilmente il miglior servizio che si possa fare a questa tormentata società. Com'è venuta questa idea? Ma guarda, noi siamo molto amici e sostenitori dell'Asilo Mariuccia, che è veramente un'istituzione benemerita di Milano e non solo di Milano, e quindi loro ci hanno chiesto un aiuto. Poi allora l'idea è di fare qualche cosa che non solo aiuti loro, quindi quei pochi o spero tanti soldi che arrivino, quindi vanno direttamente a loro, ma che sia anche un'occasione di festa gioiosa, come è nello spirito delle nostre associazioni e dello stesso Asilo Mariuccia, che aiuta appunto mamme e bambini in difficoltà. E allora l'idea del concerto gospel, che in fondo il gospel è un'esplosione di bellezza e di allegria dentro una bellissima di Milano, che spero che si riempa perché ha tanti posti a disposizione. Comunque dal sito M'impegno, da tutte le pagine Facebook eccetera di M'impegno ci sono tutte le indicazioni per potersi iscrivere e poter partecipare a questo momento di festa, ma che al contempo è di solidarietà, perché appunto, ripeto, tutto andrà poi all'Asilo Mariuccia, in particolar modo a questo progetto speciale. Ecco, a proposito di Piazza Sant'Angelo, la chiesa di Sant'Angelo, qualche giorno fa io leggevo sul Corriere Milano del fatto che, andati via i frati francescani dal convento appunto di Piazza Sant'Angelo, oggi però da quelle parti molto spesso si trovano senza tetto, si trovano persone in difficoltà che hanno bisogno di aiuto e che vengono assistite. Ecco, voi come M'impegno, con le vostre antenne, che cosa state cogliendo in città? Che segnali cogliete sotto questo profilo? Allora, sì, qui purtroppo il problema questo qua dei senza tetto c'è sempre in tutte le stagioni. Ovviamente quando si va verso l'inverno diventa molto molto faticoso e non tende a diminuire, è un po' a fasi alternanti. Adesso non mi sembra che siamo in un picco, diciamo, di difficoltà, però dobbiamo tutti prepararci, perché poi l'inverno rigido è il momento più difficile per loro, e quindi so che poi ci attiveremo con i City Angels, con il progetto Arca e con altri per trovare coperte, generi alimentari e magari fare qualche momento anche insieme a queste persone. Poi queste organizzazioni qua sono quelle che aiutano anche non solo a risolvere questi problemi immediati che sono vitali, diciamo, ma anche per cercare di trovare delle soluzioni, non dico definitive, ma semidefinitive, cosa che però non è facile. Ma queste organizzazioni, come anche Pane Quotidiano, sono quelle che poi tutti i giorni sono sulla strada e aiutano queste persone, che però le persone sono tante. Se tu vai davanti a Pane Quotidiano vedi tutte le mattine, tutti i giorni dell'anno, una fila interminabile, e lì in fila c'è di tutto, cioè ci sono italiani, stranieri, di diversi ceti. Avvocato, allora noi ricordiamo ai nostri ascoltatori: 25 ottobre ore 18:30 presso la chiesa di Sant'Angelo, in piazza Sant'Angelo 2 a Milano, biglietto 20 euro che vanno per il progetto Un Porto Nuovo della Fondazione Asilo Mariuccia per le cucine dei laboratori di educazione al lavoro contro il disagio giovanile, e c'è questo bel concerto gospel, si sente già una certa aria di Natale, Rejoice Gospel Choir e Gianluca Sambataro. Per finire, avvocato, quali saranno ora i prossimi progetti di M'impegno dopo questo bel concerto? No, poi ci saranno altri momenti di riflessione sulla città, perché vogliamo anche dare delle idee, condividere idee di sviluppo. Noi le chiamiamo verso traiettorie urbane nuove,
quindi ci saranno vari momenti di confronto su questo, e poi non mancheranno momenti di approfondimento culturale fino diciamo, a concludere l'anno, molto probabilmente il 21 di dicembre, con la tradizionale festa di Natale di M'impegno. Ma questo poi daremo i dettagli magari in una prossima puntata, ma comunque 21 dicembre, festa conclusiva d'anno, in momento anche di condivisione con tutti. Molto volentieri, il microfono qui è sempre aperto. Grazie. Grazie a voi, grazie a te. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. È così, è la bella della donna se n'è andata, ha lasciato al fine in libertà, son padrone ancora della mia vita, son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato del partir che non sarebbe ritornata. Ritornata. Vai. E vivere senza malinconia. Senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore e ridere. Così giocondo e ridere delle follie del mondo e ridere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere senza tu. Spesso la commedia dell'amore, ecco adesso la tua donna recitarti fa, tu diventi allora primo attore, e ripeti quel che tu vorrai. Sul terzato scende giù la tela, sul sotto, e finalmente torna la realtà. Sì. E la sua commedia dell'amore in una farsa trasformata. Trasformata. Vabbè, lo so. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Simone, era il 1976, questo era Enzo Jannacci che cantava a modo suo Vivere, c'è poco da fare, Enzo Jannacci era un genio. Non ho altro da aggiungere, vostro onore, le 19, 6 minuti e 3 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Apriamo di nuovo le linee, Simone, abbiamo ancora qualche minuto. 029294 7222, poi alle 19:10 manderemo in onda il faccia a faccia con Maurizio Bolognetti che fa il punto sulla situazione della sua lotta per conoscere, per deliberare, come ripete lui con le parole del presidente Luigi Einaudi, dignitoso uomo politico. Ennio Flaiano raccontò
di aver incontrato una volta a cena il presidente Einaudi. Venne invitata a cena al Quirinale e alla fine di questa mangiata arrivò in tavola un piatto di frutta. Dentro questo piatto c'erano delle pere enormi, dice roba che sembravano quelle nature morte del Seicento. Einaudi sospirò e disse: io prenderei una pera, ma è troppo grande. Chi la divide con me? Io, signor Presidente, risposi. Qui finiscono i miei ricordi sul presidente Einaudi. Già, perché poi dopo, nel corso degli anni, è venuta l'era delle pere indivise, diciamo così, che se le mangiavano tutte intere. Ma questa è un'altra storia. Però questo è a riprova della grandezza anche umana e morale della figura di Luigi Einaudi, che è stato un più che dignitoso Presidente della Repubblica, il secondo capo dello Stato, che peraltro appena arrivato al Quirinale lui si presentò, aprì il cassetto dove De Nicola gli aveva detto che aveva lasciato un libricino dove aveva appuntato tutta un'agendina, dove aveva appuntato tutti i segreti per fare bene il capo dello Stato con tutta la sua esperienza. E Einaudi aprì l'agendina, non c'era scritto niente, per cui trovò anche la sorpresa, come a dire, ognuno di voi, ogni presidente alla fine balla secondo il suo ritmo. Va bene, diamo un'altra occhiata alle agenzie. Sempre l'ANSA ha preso l'ex marito della donna accoltellata stamani a Milano, sospettato del grave ferimento della donna che è in condizioni gravi, ha ferite a collo, torace e addome. Vi abbiamo già dato la notizia dall'ADN Cronos. Ancora una tragedia in mare, naufragio al largo della Tunisia, 40 morti, anche neonati, soccorse 30 persone. Manovra ok della ragioneria, cambia la tassa sugli affitti brevi, ma resta l'aumento su Airbnb. L'Ucraina, l'attacco russo nella notte, 6 morti, tra cui 2 bambini. Zelensky, congelare la guerra sulla linea del fronte è un buon compromesso per chiuderla qui, e forse sarebbe anche ora. Il caso San Giuliano, sono in aspettativa come prevede la legge, in caso di elezione sconfina con la pensione. Gli incentivi, bonus auto, oltre 40.000 voucher erogati in 5 ore, regolare lo svolgimento del click day per chi si vuole comprare una macchina elettrica. Disagi per gli utenti, Fastweb di servizio risolto, la rete è pienamente operativa. Questo è quello che batte l'ANSA, già che ci siamo. Ecco, volevo dire una cosa su Sinner. Ho letto anche ieri il post che ha fatto Bruno Vespa. Allora, se uno è italiano non c'è bisogno di tifare per Sinner, che parla tedesco, vive a Monte Carlo. Allora, chi di voi si ricorda Renato Carosone? Direte voi, che c'entra Renato Carosone con Sinner? C'entra. Renato Carosone, arrivato alla fine degli anni 50 all'apice del successo, fece un ultimo concerto in televisione, poi alla fine, nello sbalordimento di tutti, pigliò e disse: ormai i gusti musicali sono cambiati, io credo di aver fatto il mio tempo, mi ritiro. La cosa scioccò l'Italia di allora. Quando poi all'inizio degli anni '80 Carosone decise di tornare in grande stile, e naturalmente divenne l'evento e riprese il suo degno posto di campione della musica italiana. Cioè, il concetto qual è? Molla quando sei in testa. Ora, Sinner ha vinto la Coppa Davis, ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Ma scusate, ma dopo che uno si è levato lo sfizio di vincere tutto quello che c'era da vincere, che altro deve fare? Che cosa deve fare? Cioè, diventa solo un automa che scende in campo per farsi la partita, per dare delle emozioni a un pubblico. Ma se tu non ti emozioni, come fai a emozionare il tuo pubblico? Se tu non provi più niente davanti a quello che fai e giochi meccanicamente, o comunque ti senti stanco, o ritieni di aver fatto la tua parte, perdonate, io apprezzo di questo giovane uomo la sua normalità, la sua straordinaria normalità. Lui è la dimostrazione di quella canzone di Lucio Dalla, Disperato erotico stomp, quando dice: perché l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale.
È normale, magari si è anche rotto le balle e tra 2 anni si ritira, chi lo sa. Però il concetto è giusto, molla finché sei in testa. Scusate, Lucio Battisti è sparito dalla circolazione all'apice del suo successo, dopodiché ha fatto solo i dischi. Eppure è rimasto Lucio Battisti per tutta la vita, cioè è entrato nella leggenda. Io credo che lui riuscirà a entrare nella leggenda con un colpo a sorpresa come questo, e non è questione né di Montecarlo, né di attaccamento alla maglia, né di altro. Certa gente ci nasce genio, e i geni, il talento in questi casi, quando sei alla genialità, non lo puoi insegnare. Il talento esiste e basta, e non si può insegnare. Va bene, io adesso vi lascio a questa conversazione con l'amico Maurizio Bolognetti, che voglio ringraziare del suo tempo e della sua pazienza. Lui ha seriamente rischiato la sua salute in una battaglia di giustizia sociale, di giustizia anche costituzionale, se volete, di libertà di informazione e di stampa. Quindi una battaglia per tutti noi. Del resto, lo diceva Pertini, c'è sempre uno tra noi che si fa accoppare per una cosa giusta. Lui, grazie a Dio, non si farà accoppare, spero, per cui a maggior ragione vi lascio a questa nostra conversazione. Alla fine del faccia a faccia ci saluteremo con i Santo California, Tornerò, del 1974. Appuntamento domani alle 18:10 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Simone, grazie a te, vai pure e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Allora, l'ospite di questa sera, gradito ospite che torna ancora una volta, è il nostro Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani, il quale ha condotto con coraggio e con la solita generosità che lo contraddistingue una battaglia alla base del suo credo, cioè conoscere per informare. Battaglia che lo ha portato al digiuno, allo sciopero della fame e anche della sete. Dopodiché a un certo punto lui ha preso una decisione. Maurizio, intanto come stai? Secondariamente, perché, se ci vuoi ricordare, per quale motivo hai deciso di intraprendere questa tua azione non violenta e soprattutto che cosa hai deciso di fare? Ma sul come sto, in tutta sincerità, male perché avevo già dei problemi di salute, notoriamente, e questi ho l'impressione che si siano aggravati. Di certo sto molto male con lo stomaco. Ma chiudiamo questa parentesi. Era ovviamente è una cosa che avevo messo in conto, perché io so bene quali sono le mie condizioni fisiche, so anche bene con cosa mi devo misurare, provo a dar corpo a quel con la difesa, con la vita, della vita, del diritto, della legge. La difesa con la vita, con la salute. Allora, però, ovviamente non cerchiamo il martirio, questo deve essere chiaro, ma in una situazione come quella che viviamo in Italia, e sia chiaro non da oggi, perché qualcuno fa il furbo e sembra che i problemi, sembra che la RAI sia stata lottizzata oggi, sembra che non sia lottizzata da sempre, sembra che Marco Pannella, per esempio, nel 1989 non abbia scritto alla Presidente della Camera Nilde Iotti, intanto non vedo più Nino Danna, è diventato rosso? Possibile? No, come, sono qua. Ho nominato Nilde Iotti, Danna mi è diventato rosso, giuro. Sono qua, non temere. Eccomi qui. Sono un po', stanno tentando di ipnotizzarmi gli amici di Radio Libertà. No, probabilmente no. C'è questa lettera di Marco Pannella indirizzata a Nilde Iotti, in cui tra l'altro Marco Pannella annuncia le sue dimissioni dalla carica di deputato, dimissioni che saranno, ripeto, forse l'ho già ricordato in questa sede, ma voglio farlo di nuovo, prontamente accolte contrariamente alla prassi. E in quella lettera del 1989 indirizzata alla Iotti, Marco Pannella parla di fascismo e parla di manganellatori della Rai TV, e quindi come la mettiamo? E mi sa che abbiamo continuato su quella scia.
io credo di aver posto ancora una volta una questione. Quale ruolo gioca nell'ambito dell'informazione il servizio pubblico radiotelevisivo? Se quel servizio pubblico radiotelevisivo viola costantemente, ripetutamente, reiteratamente l'articolo 294 del Codice Penale. Chiunque con violenza, minaccia, inganno. Per quanto mi riguarda, l'inganno c'è tutto nella misura in cui non si consente intanto ai cittadini di poter conoscere per deliberare, ma anche, consentitemelo, a chi vi sta parlando di poter esprimere un'opinione, essendo, credo, un personaggio pubblico, avendo una storia politica, rappresentando un'associazione politica, oltre a essere iscritto all'ordine dei giornalisti. Vabbè, ma quello è un optional, perché tanto l'ordine non l'ho visto e non l'ho sentito su questo. Ecco appunto, tu è intervenuto in tutto questo, sono intervenuti alcuni di coloro che sono intervenuti, perché poi vorrei dire c'è stata una mobilitazione importante per quanto mi riguarda a una campagna che avevo promosso, tanta gente che ci ha messo la faccia e ha deciso di far vedere che impugnava un cartello che voleva dire qualcosa, io direi, e c'era scritto qualcosa in quel cartello, e io non posso che ringraziare, non so se posso dirlo in questa sede, ma insomma tra questi credo ci fosse anche tale Nino Danna, ma non avevo dubbi su era questo. il minimo. Non avevo dubbi, e del resto sei stato uno di quelli che è intervenuto immediatamente a esprimermi solidarietà quando ho segnalato che avevo ricevuto delle minacce abbastanza bruttine. Allora è intervenuto il presidente della giunta regionale Vito Bardi sulla questione delle minacce, è intervenuto l'assessore alla sanità Cosimo Latronico, io direi entrando nel merito delle questioni che stavo ponendo, e anche oltre. Poi è intervenuto il portavoce nazionale di Forza Italia, l'onorevole Raffaele Nevi. Tirate le somme e analizzando il contesto, visto che ho detto che io non voglio suicidarmi, non voglio compiere un martirio, voglio rischiare, ma insomma, se ho una possibilità su 1 miliardo, mi sembra evidente che a quel punto incasso, mettiamola così brutalmente, quello che è giunto di prezioso, provo a farne tesoro, provo a farlo lievitare, provo a far sì che diventi una presa di coscienza diffusa, che le questioni che pongo si trasformino in presa di coscienza diffusa. Quindi ho detto grazie all'onorevole Raffaele Nevi, grazie a Cosimo Latronico, grazie al presidente della giunta regionale di Basilicata, grazie agli oltre 50, tra cui tu, ma anche ex consiglieri regionali, sindaci, amici, compagni che hanno aderito alla campagna Io sto con, per la difesa dell'articolo 21 della Costituzione e contro ogni, lo dico a certi manifestanti, segnatevelo bene, contro ogni totalitarismo e ogni mefitico conformismo. A proposito, leggete l'intervista da Abu Mazen, è stata pubblicata dal Corriere, ma è un'intervista interessante. Dice delle cose interessanti anche su Hamas, ma guarda un po', Abu Mazen, quello dell'ANP, correggimi se sbaglio, l'autorità nazionale palestinese, dice lo Stato palestinese sì, però senza Hamas. Boh, vabbè. Abu Mazen. Sai, purtroppo quando si parla di queste cose esiste solo un unico verbo, l'unico verbo è quello iacchiettiano, cioè che Hamas ha sempre ragione, dopodiché chi osa interloquire o provare a portare avanti un discorso, ragionare sopra, è evidentemente uno sporco sionista, è un agente, un servo di Israele. Certo, mi viene difficile pensare che Abu Mazen sia un sionista servo di Israele, perché insomma mi pare che abbia una storia politica un pelo diversa da quella di Netanyahu. Così come io resto abbastanza esterrefatto perché non vedo manifestazioni in piazza sul fatto che Hamas sta facendo una vera e propria pulizia etnica
nel suo stesso popolo e contro il suo stesso popolo, perché vanno casa per casa a sparare a oppositori o a chi è sospettato di aver collaborato con Sì, Israele. si stanno preparando, evidentemente. Sì, Poi a deporre le sembrerebbe armi. che Trump abbia spiegato, certo a entrambe le parti, ma abbia detto innanzitutto ad Hamas, beh, adesso forse dovreste fermarvi anche per non dare l'opportunità a Israele di attaccarvi di nuovo, state calmi, smettetela con queste... Ma del resto lo stesso Abu Mazen ha parlato di violazione dello Stato di diritto, di esecuzioni sommarie, senza processo. Ma del resto, vabbè, se lo sarà inventato pure lui, fai bene a sottolinearlo, Nino. È vittima anche lui della propaganda sionista, quindi free Abu Sarà così. Mazen. Ecco appunto, però il problema è che nella televisione italiana, nella TV di Stato, provare a fare questo ragionamento, o sei Bruno Vespa che sbotta e si incazza, o se no non ti danno voce. O se no dobbiamo assistere ai soliti mettere a pensée di Facebook, gente che siccome c'ha 150.000 like crede di essere importante e in realtà avere 150.000 like su Facebook è come essere proprietari di una catena di alberghi al Monopoli, al gioco del Monopoli, non alla cittadina nella cittadina pugliese. Ecco appunto, cioè qui è inutile discutere perché purtroppo c'è una certa ondata informativa dentro la TV di Stato che si esprime in un certo modo. Abbiamo avuto addirittura polemiche pure su quello che ha detto Antinelli, il collega Antinelli, nel corso della telecronaca, chiedo venia, della telecronaca di Italia-Israele. Poi lui si è giustificato, ma no, ma io, ma qua, ma là. Cioè, Mi ricordi che cosa ha detto? Perdonami. Ha Che cosa ha detto detto Antinelli? l'Italia elimina Israele almeno sul campo. E poi si era presentato in diretta con questo fiocco nero per i 250 giornalisti palestinesi, ha parlato anche lui, se mal non ricordo, di genocidio, eccetera, eccetera, eccetera. Durante la... Sì, ha accennato era a quello che queste commentava cose. la partita, ho capito. No, era Capito? quello da bordo campo, Ah, da perché bordo campo. Peggio, la quasi peggio telecronaca mi la sembra. faceva un altro, sì. Ho capito, vabbè. Per cui io non ce l'ho col collega Antinelli, per carità, libero lui di dire quello che vuole, però è altrettanto vero che non Però forse dovremmo... posso? Sì. Io non è avercela o non avercela. Forse non era quello il momento, non era quella la Sì, sede per appunto. esprimere la sua opinione senza possibilità di replica alcuna. Cioè lui si Credo, è o no? giustificato dicendo che vabbè, ma io stavo parlando comunque di sport quando ho detto Ah, di l'Italia sport. elimina Israele almeno sul campo. Per cui... almeno sul campo. Va bene, Palestina libera dal fiume al mare, mi Sì, come raccomando. no. Poi abbiamo la segretaria del PD che va in giro per il mondo a dire che in Italia, siccome governa l'estrema destra, allora la democrazia è a rischio. Ora, a parte il fatto che non mi pare che abbiano obbligato la gente a saltare nel cerchio di fuoco al sabato o mettersi la divisa con l'orbace, però molti hanno visto in questo una sorta di legittimazione della tesi che se hanno messo la bomba a Sigfrido Ranucci, beh, allora questo è perché c'è questo governo e il governo dunque ne è il mandante. Siamo di Salvo nuovo al poi concetto di dover strage prendere di atto Stato. salvo poi dover prendere atto che lo stesso Ranucci ha circoscritto la questione, se ho capito bene. Sì, Ha detto no, ma è infatti, roba di criminalità organizzata. E che è quindi peraltro pare quello su cui si stanno orientando gli investigatori. Quindi. ovviamente ogni occasione è buona, ma io credo che continuando così, contenti loro, continueranno a perdere voti, sono assolutamente inconsistenti dal punto di vista politico, dell'iniziativa, della proposta, dei contenuti. L'unica cosa che sanno fare è urlare al lupo, soprattutto quando il lupo non c'è, poi magari un giorno verrà veramente fuori questo lupo e loro o ne saranno parte o non ci saranno, chi lo sa. Beh, il Intanto lupo è io mi probabilmente Hamas, preoccuperei, non il fascismo. no, io mi preoccuperei al posto della Schlein, insisto, lo so che sono ripetitivo, lo so che sono un disco rotto, carissima segretaria, il problema
noi abbiamo un problema serio a livello mondiale, non in Italia. Questo problema riguarda la qualità di tutte le democrazie, anche lo svuotamento di contenuti degli organi assembleari. E se non sbaglio, voi del PD avete dato un bel contributo a questo, non da soli, magari in maniera trasversale. Avete per esempio ridotto il numero di parlamentari e per quanto mi riguarda mi assumo la responsabilità ovviamente di essere super impopolare, a me sembra che non ne avessimo bisogno, non è questo il problema. Non è avere un consigliere regionale in più, un parlamentare in più o un consigliere comunale in più. Qua abbiamo assistito a un attacco frontale alla rappresentanza democratica, che è una cosa che dovrebbe preoccupare tutti, che ha avuto come alfieri anche alcuni esponenti del Partito Democratico. Poi vallo a spiegare perché. Allora, il problema è la qualità della democrazia nel mondo. Prima parlavamo di democrazie reali, parlavo io di democrazia reale, adesso forse siamo un pelino peggio. E poi penso all'ONU, ecco, segretaria, insieme a Francesca, come si chiama? Albanese? Albanese, sì. Quella là che non gli piacciono i napoletani, però gli piace qualche altra cosa, non so cosa. Però a sfugliatelle è buona, quella la suggerisco. Faccia una cosa, segretaria, contiamoli assieme, tutti i paesi che fanno parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e venga a dirmi quanti di questi paesi sono governati da regimi con varie gradazioni, mettiamola così, di totalitarismo, a iniziare per esempio dalla Cina, della quale ovviamente e sulla quale ovviamente mai assistiamo a una manifestazione di piazza, men che meno quando c'è l'anniversario di Piazza Tiananmen, men che meno quando arrestano i dissidenti di Hong Kong, men che meno quando spariscono i giornalisti in Cina, come del resto in passato non abbiamo assistito a tante manifestazioni che avrebbero potuto fare ma che non si sono fatte, perché i cattivi, se la vogliamo mettere su questo piano, sono sempre da una sola parte, e sappiamo qual è. Quando sono dall'altra, scattano amnesie, ti passa la voglia di scendere in piazza, insomma assumi un certo tipo di atteggiamento. Sembra essere una costante questa, guardate. È un caso clamoroso, lo ripeto, lo abbiamo visto con quel che è accaduto in Bosnia ai musulmani bosniaci che vittime di una patente pulizia etnica. Oh, tu te la ricordi una manifestazione su quello? No. Perché io non me la ricordo. Ah no, Nino, ci fu la manifestazione in effetti quando, Deo gratias, per la prima volta l'ONU, e secondo me era l'approccio corretto, dice, beh, adesso basta. Operazione, attenzione alle parole perché le parole sono importanti, di polizia internazionale, perché noi non possiamo accettare, non esiste autodeterminazione di fronte a quello che sta. E quello sì che era un genocidio, perché c'era l'intento genocidiario da parte di Milosevic e soci. Mettiamoci d'accordo anche su questo, e soprattutto quando attaccate un ministro della Repubblica, io sono, per carità, non sono esente da questo, anche io in passato, anche a me in passato mi è capitato di dire alcune cose, per esempio su ministri della sanità, però uno lo faccia con un minimo di onestà intellettuale, perché io insisto, Eugenia Roccella ha detto delle cose chiarissime e non è che diceva che non esisteva il fascismo, diceva un'altra cosa, credo. Sì, appunto, una cosa che ha ribadito anche Carlo Cambi qui da noi, cioè lui ha ricordato che storicamente l'unica agenzia che era intitolata a fare questi viaggi di istruzione ad Auschwitz, questi viaggi della memoria, era l'Italtourist affiliata al Partito Comunista, correggimi se sbaglio. No, ma lui ha una buona memoria più di me e quindi se l'ha detto lui mi fido assolutamente perché sappiamo che è un giornalista serio che parla quando sa e non a schiovere, come direbbe qualcuno. Appunto.
Senti, qualche giorno fa è uscita un'interessante intervista al professor Luca Ricolfi, sociologo di Vaglia, su, credo, la Verità, sto compulsando un attimo. Ecco, lui diceva una cosa di questo genere. Diceva sostanzialmente questo, che la sinistra italiana ha un grosso problema, anzi i problemi sono due. Il primo, non ha diciamo, ha delle buone idee per quanto riguarda l'economia e così via, ma non dice dove va a pigliare i soldi. La seconda cosa dice, il vero problema della sinistra quando si parla di comunicazione sono molto spesso i giornalisti che simpatizzano da quelle parti e che anziché fare informazione preferiscono mettere i difetti della sinistra sotto il tappeto. Te come la vedi? Perché mi sa che forse è questo il loop di paranoia in cui sei cascato. Lo ha detto il professor Ricolfi, io non... Ricolfi mi viene difficile definirlo un fascista. Pure a me veramente, ma mo diventerà subito un fascista, non preoccuparti. Sì, certo. No, ma professore, non so se magari mi ascoltasse, guardi, l'ho detto all'amico Danna, al collega Danna, beh, siamo arrivati al punto che un giornalista di Rai News mi ha detto su un social network, però sei sempre un giornalista di Rai News, Capperi, di quella Rai di Stato dove io ovviamente non ho diritto di cittadinanza su certe cose, che mi dice sei complice di un genocidio e ne sarai anche orgoglioso. Hai fatto tutto tu, grazie. E vabbè, viva la Rai, come diceva Renato Zero. E quindi... viva la Rai, dimmi da quale parte stai, diceva la canzone. Ah, vedo che te la ricordi, la canzione. Qualche cosa. Viva la Rai, dimmi da quale parte stai. In Viale Mazzini giocano i bambini e ora non ci giocano più, che stanno decoibentando il palazzo, quindi cioè vabbè, meno male che vette altissime stasera, meno male che Danna c'è. A posto siamo, a posto. Tra poco mi appare pure Silvio Berlusconi, buonanima. Ma dico però, visto che siamo sulla scia del farci definire fascisti, sì. Adesso fammi dire una cosa. Povero Silvio, che ne pensiate? È stato fatto fuori nel 2011-2012, quando era, adesso non ricordo bene, per metterci Mario Monti. È inutile che ce la meniamo. Poi potete essere di destra, di sinistra, di centro, ma colui il quale era stato legittimamente eletto, non Presidente del Consiglio, ma poi investito in maniera assolutamente legittima in base al dettato costituzionale dell'incarico di formare il governo, è stato fatto fuori da poteri non invisibili, credo, invisibili a chi non li vuole vedere, chiaramente. La finanza bianca in combutta col Quirinale. Tu l'hai detto, disse una persona. A me è stato raccontato, la cosa uscì anche sulla stampa, in una riunione di un certo circolo a Milano fu Romano Prodi, questo è quello che mi è stato detto e che il collega della stampa scrisse. Romano Prodi non stava facendo le sedute spiritiche? No, non era in seduta spiritica, disse proprio a Monti, tieniti pronto perché tra poco tocca a te. Questa indiscrezione uscì sulla stampa e venne smentita al tempo dal titolare di quel circolo, diciamo, di economisti bianchi nel quale si sarebbe verificata questa cosa. Scusami, mi ricordi poi a partire da quel momento per quanti anni praticamente abbiamo avuto governi? Fino all'anno 2022 non abbiamo avuto praticamente pace perché nel 2013 il PD non vince le elezioni grazie a Bersani. Il centrodestra va in forte crisi anche perché gli scandali delle oggettine francamente erano qualcosa di disgustoso. Anche se io posso interromperti un attimo, io lì la mia posizione era la seguente, era sicuramente, per carità, mica voglio fare l'apologia e dico fate il bunga bunga, però là qualcuno andava accusato di circonvenzione di incapace, perché francamente alcune delle partecipanti, lo so che adesso mi beccherò le femministe, non lo so che succederà,
però alcune delle partecipanti a me sembra che ci marciassero un pochino. Beh, le E non femministe a che se la caso prendono... sono state sovraesposte dal punto di vista mediatico anche da qualche noto conduttore. Cioè, io ho assistito ad interviste dove francamente affermare che chi stava parlando vestisse i panni della vittima, devo dire la verità, mi risultava abbastanza difficile. Sì, appunto. Lo so, è antipatico, però bisogna dirle certe cose. Sì, diciamo che abbiamo vissuto degli anni abbastanza oscuri nei quali abbiamo assistito a governi che nascevano sulla base di alleanze a geometria variabile. Finalmente nel 2022 siamo giunti all'elezione dell'attuale governo, o meglio all'elezione dell'attuale maggioranza che sostiene il governo, perché la Repubblica è ancora parlamentare, malgrado tutto, malgrado noi si abbia un Presidente della Repubblica rieletto per 14 anni, cosa che probabilmente non era nelle intenzioni dei padri costituenti, visto che nella formulazione originale l'articolo della Costituzione diceva che il mandato era 7 anni e non può essere rinnovato. Poi si decise di lasciarlo lì sospeso perché tanto, siccome è una carica lunga, sconsiglia la rielezione. Poi la vita si è allungata e quindi le cose sono cambiate. Evidentemente i padri costituenti non consideravano questo ed evidentemente forse sarebbe giusto precisarlo nella Costituzione. Ma detto ciò, il punto è che alla fine di tutto questo noi oggi abbiamo una maggioranza di centrodestra che, piaccia o meno, ma è andata a votare solo meno della metà degli italiani, qua, là, non vuol dire niente. Non sei andata a votare? Hai preferito tacere? E la tua scelta è chiara, che decidano gli altri. Se gli altri decidono in maniera che a te non piace, stai zitta e pipa, perché potevi andare e dire la tua e non l'hai fatto. La democrazia è partecipazione. Sì, ma forse anche una domandina sul perché tanta gente non va a votare bisognerebbe farsela. Sì, appunto. E ricordiamo anche in questa sede che un po' di anni fa, ma non molti anni fa, si tennero delle elezioni suppletive a Roma per sostituire, adesso non ricordo bene se un deputato o un senatore, ma potete fare una ricerca, lo trovate facilmente. Venne eletto un esponente del centrosinistra, andarono a votare più o meno circa il 5% degli aventi diritto, e a me capitò di leggere delle dichiarazioni di gente che esultava perché aveva vinto le elezioni. Ma come a votare il 5% e il 95%, per carità, hanno ragione quelli che sono andati a votare, però io forse starei un attimino zitto, perché a quel punto la domanda drammatica è: ma perché il 95% in questo caso delle persone non si reca alle urne? Allora ci può essere un non voto qualunquistico, ci può essere un non voto politico. Quanti elettori del centro-sinistra non vanno più a votare perché delusi da questo centro-sinistra? Fatevi anche qualche domanda, dovreste farvela ogni tanto. Magari c'è anche un non voto politico, non da qualunquisti, no, io non voto perché che è legittimo secondo me, perché il voto non è un dovere, il voto per me è un diritto. Lo eserciti quando ritieni che di trovare qualcuno che ti rappresenti per davvero. Se ritieni che così non sia, non ti rechi alle urne. Esatto. Detto ciò, però, io trovo ormai stucchevole che da 3 anni stiamo a sentire ogni volta la predica che in Italia siamo a rischio democrazia, a rischio fascismo. La gente vota, la gente sceglie, essere di destra non è una malattia, essere un conservatore non è una malattia, e in Italia i fascisti sono spariti il 25 aprile del 45. Punto e basta. Sì, no, Quelli che c'erano, Togliatti gli ha dato l'amnistia proprio per chiudere quella storia. Allora fai apposta, che la riprendiamo dopo 80 anni. Allora, ma sì, torniamo a Bombarino. Il problema è quando parlate, io non parlo di fascismo, io mi preoccupo, e non in Italia, mi preoccupo seriamente. Poi sbaglierò analisi, sbaglierò valutazioni. Io mi occupo e mi preoccupo di totalitarismi, di nuove forme di totalitarismo
Di quello sì che dovremmo preoccuparcene. Vedo però che di preoccupazione su questo ce n'è zero. Insisto, e non perché dice ma ce l'hai con... No, è perché è un esempio per me il regime cinese, la rappresentazione interna, non dico del male, ma del 1984 orwelliano, è qualcosa di inquietante, come controllo asfissiante di tutti i cittadini, fino ad arrivare alla notizia che non ricordo bene quale fabbrica di macchine fotografiche aveva una sede lì in Cina, avevano messo un accidenti, se non entravi col sorriso non potevi avere accesso ad alcune stanze di questo sito. C'è una roba pazzesca, però su questo nada, ci preoccupiamo del fascismo in maniera generica. Io direi che per il fascismo ci sarebbe il 25 aprile, anzi per me ogni santo anno, io faccio sempre la stessa cosa. Quale? Trasmissione della mia rubrica seguita dai 20 lettori manzoniani. Quale 25 aprile? Che cos'è il 25 aprile per voi? Per me il 25 aprile è il 25 aprile di chi tutti i giorni, ogni giorno, ha fame di democrazia, di Stato di diritto democratico, di diritti umani, di rispetto del dettato costituzionale. Chi ha lottato in armi quando è sceso contro i fascismi, i nazifascismi, che cosa voleva se non questo? Eppure l'invito alla riflessione è immancabile. Guardate poi che cosa succede. Che alcuni di coloro che scendono in armi contro il nazifascismo, alcuni, perché altri avevano un'altra, diciamo, matrice culturale politica, poi sostengono, perché hanno a che fare con Mosca, i carri armati a Budapest in Ungheria o altre cosette. E allora di che cosa stiamo parlando? Di quali fascismi parliamo? Io parlerei di totalitarismi. Ecco, preoccupatevi di questo e occupatevene. Ecco, Hamas è perfetto per instaurare un bel regime totalitario, che del resto già c'era, sui poveri palestinesi. Volete che vengano a governare l'Europa? Possiamo fare in modo di accontentarvi. Così magari accadrà quello che è accaduto sulla barchetta della flottiglia, che qualcuno andrà via, non vi piace questo, Infatti non ne avete voluto parlare, perché dirà, ci sono gli esponenti LGBT, non ci possiamo stare sulla barca, e se ne vanno. Allora, Hamas governa l'Unione Europea, va bene? Scusa. Che bello scenario. Senti, per concludere, adesso cosa farai? Oltre a riprenderti in salute, mi auguro. Vengo a Milano, vengo a scassinare casa tua, bene. Ruberò tutte le tue cravatte. Dovete sapere che io non so da dove le prende, ma è sempre una nuova. È terribile. Questa di stasera non è male, scusa. Assolutamente no. Zabaione. Tu sai che io ti seguo con grande attenzione quando tu metti il post. Cerco di trovare anche qualche doppione, fino adesso non ci sono riuscito. Sono 372, mi sa che ti viene difficile. Più di uno al giorno. Ma l'obiettivo è arrivare a 443. Va bene, io stavo guardando intanto la mia collezione. Una per ogni chilometro dell'autostrada Salerno-Reggio. Ragazzi, quest'uomo, io resto proprio a bocca aperta, anche la distanza. Va bene, mi fermo qui. Cosa farò, Nino? Farò quello che faccio da sempre, come del resto fai tu. Hai presente Mignolo e Prof? Sì. Il cartone animato, quando sì. Mignolo chiede al prof, cosa facciamo questa mattina? Andiamo a conquistare il mondo. No, scherzi a parte. A me veniva in mente Gianfranco D'Angelo alla Sberla nel 78, quando diceva ricominceremo tutto da capo. È umano.
e ricominceremo da capo, non credo, perché qualcosa abbiamo seminato e credo che questa trasmissione ne sia anch'essa testimonianza con te, questa chiacchierata bella che mi hai concesso, però sicuramente per quel poco che si può fare, insistere, battere il ferro su alcune cose, perché io sono convinto che alla lunga, se non ci stancheremo, alcune cose passeranno e magari sono passate un pochino anche in questi 10-11 giorni. Ne sono convinto. E allora facciamole passare, grazie. Un abbraccio a te e grazie a Radio Libertà. Rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile un anno senza te? Adesso scrivi aspettami, il tempo passerà, un anno non è un secolo, tornerò, com'è difficile restare senza te. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.